Ciao a tutti, oggi continuiamo a parlare di prati e in maniera specifica di tagli, del taglio mulching. Spesso mi viene chiesto qual è il taglio mulching migliore o come bisogna fare, ma noi qui abbiamo Diego, uno dei massimi esperti di prati della ditta Geogreen, che ci spiegherà in maniera sintetica il taglio mulching, qual è diciamo la tecnica migliore per eseguirlo. È una tecnica di sfalcio che si usa molto in America e viene effettuata con macchine particolari che hanno un sistema di taglio che ricicla l'erba e la trasforma, diciamo, in concime e la immette nuovamente nel terreno. Molto spesso qui in Italia io la vedo fare in maniera non corretta, perché abbiamo un concetto sbagliato di tappeto erboso. Noi lo vogliamo tagliato basso perché si pensa di tagliar meno e questa tecnica mulching con un prato tagliato troppo basso non funziona. L'altezza corretta per fare il mulching va dai 2 pollici e mezzo ai 3 pollici, indicativamente dai 7-8 centimetri di altezza, e bisogna sempre seguire la classica regola di 1/3. Se è 7 centimetri, appena arriva a 10 noi dobbiamo fare il mulching, quindi saranno passaggi frequenti su prato asciutto, altrimenti tutte le particelle di erba, se sono bagnate al mattino, si attaccheranno sul piatto e creeranno quei fastidiosi grumi che cadono nel terreno e poi marciranno. Ed è una tecnica che va fatta su terreno, cioè su prato alto, asciutto e frequentemente. Non possiamo farlo 2 volte al mese, 3 Quindi, volte. se noi vogliamo che funzioni il mulching, cioè il taglio con rilascio, dobbiamo seguire queste semplici regole e noi non avremo né un prato stressato e né l'instaurazione di potenziali patogeni o malattie. Certamente, perché il prodotto del mulching potrebbe fermentare se è troppo prodotto, ma se noi tagliamo poco, diamo al nostro prato il tempo di assimilare la degradazione di questo taglio. Per aiutare la degradazione di questo taglio, l'aiuto con le irrigazioni, con la concimazione, come avviene? No, la concimazione e l'irrigazione devono essere sempre standard. Sarà i batteri del terreno che degraderanno il nostro, perché comunque fondamentalmente quello che noi andiamo a tagliare è già pieno d'acqua, pieno di linfa e di nutrienti, che si degraderanno, anzi questo sistema di taglio eliminerà una concimazione all'anno, perché noi daremo già al nostro prato la concimazione necessaria. Teniamo presente queste 3 semplici cose: l'altezza, la frequenza e il prato asciutto. Questo è fondamentale per un mulching di qualità e che non ci crei problemi. Un consiglio che noi possiamo dare se uno si trova di fronte alla possibilità di raccogliere o fare mulching, diciamo che mulching sì con certe condizioni, il taglio invece potrebbe avere altri piccoli particolari nella condizione, però devo seguire entrambi diciamo le vie in maniera corretta. Quindi mulching, tagli molto frequenti con la regola del 1/3, anche meno, mentre con il taglio con la raccolta mi posso permettere un po' più di diciamo di taglio alto. Passami questo termine. Sì, anche no. Se ti scappa un po' il prato, non puoi pretendere di fare mulching consecutivo, perché andresti a mettere troppa sostanza organica nel prato. Devi effettuare un taglio con raccolta. Per esempio, se il prato ti è arrivato a 10-12 centimetri e devi riportartelo a 6-7, farai dei tagli con raccolta. È impensabile che tu 6-7 centimetri di foglia riesci a degradarli, quindi farai dei tagli con raccolta, sempre rispettando la regola di 1/3. Se hai 12 centimetri ne toglierai 4 che è 1/3 di 12 e ti porti a 8, raccogli tutto, aspetti un paio di giorni, arriverà il tuo prato, crescerà qualcosina e farai un altro taglio e ti riporterai alla tua altezza, che sono 6-7 centimetri, e da lì poi riparti a far mulching. Qual è il problema che io potrei avere che se da 12 passo direttamente a 7 in un taglio unico con la raccolta? È che tu vai a tagliare nel culmo apicale, nel getto apicale della festuca, in questo caso, e tu vai a uccidere una parte. Alcune festuche sopravviveranno, ma tu ne ucciderai una parte, una 10, un 15%, andrai a scalfire nella parte vitale
e il prato comincia a diradarsi. Se noi tagliamo 50% della foglia, genera questo problema. Allora abbiamo capito come fare il mulching, come tagliare e con che frequenza tagliare. Ringraziamo Diego e a questo punto ciao a tutti e buon taglio mulching.